31 maggio 1972, 3 militari dell'Arma dei Carabinieri rimasero mortalmente investiti dall'esplosione di un ordigno collocato nel cofano di una 500 bianca, abbandonata sulla strada provinciale che collega Gorizia a Sagrado. Sono passati 40 anni dalla strage. Era la notte del 31 maggio 1972, quando arrivò al centralino della stazione Carabinieri di Gorizia una telefonata anonima che segnalava una Fiat 500 bianca con 2 buchi sul parabrezza, in sosta vicino alla ferrovia, lungo la provinciale che da Sagrado conduce al capoluogo esontino. Sul posto giunsero 3 gazzelle dell'Arma. Constatarono la verità della segnalazione. 3 carabinieri cercarono di aprire il cofano. Il gesto fu fatale perché il mezzo saltò in aria. A perdere la vita furono il brigadiere Antonio Ferraro, 31 anni, e i carabinieri Donato Poveromo e Franco Bongiovanni, di 33 e 23 anni. Rimasero gravemente feriti il tenente Francesco Speziale e il brigadiere Giuseppe Zazzaro. Dopo anni di indagini e processi, la strage di Peteano ebbe i suoi colpevoli, gli autori materiali. Vincenzo Vinciguerra, triestino neofascista, e Carlo Cicuttini di San Giovanni a Natisone, autore della telefonata trappola, è arrestato nel 98 in Francia dopo anni di latitanza in Spagna. È deceduto il 24 febbraio 2010 all'ospedale di Palmanova, dove lottava contro una grave malattia. Un'altra ombra degli anni 70, gli anni di piombo che hanno insanguinato l'Italia. Temi scottanti, ancora oggi poco chiari, per dare una parola fine a quegli anni insanguinati dalla matrice ideologica, politica e delle lobby. Peteano resta uno dei tanti pantani del quale ancora oggi il nostro paese non è riuscito a uscire.